su 5 Stelle Sardegna. Die pro Die, ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro Die, ancora una volta in questa bellissima città. Siamo ad Alghero, in compagnia di Tonino Alfonso. Parleremo di case e di mercato immobiliare. Buona visione! È sempre un piacere, Paul, quando viene ad Alghero. Devo dirti che queste previsioni purtroppo si sono avverate. Avevo previsto purtroppo che con il blocco dell'edilizia i prezzi delle case sarebbero aumentati a scapito naturalmente di chi ha meno potere di acquisto, in questo caso i giovani, chi ha uno stipendio fisso e non può permettersi quindi di acquistare case a 3.000 e anche a 4.000 euro metro quadrato. Questo ha portato naturalmente il mercato immobiliare diciamo così, a impazzire, perché questa è la verità. Questo mercato naturalmente vede i giovani e chi vive con uno stipendio fisso impossibilitato ad acquistare una casa ad Alghero. Perciò le città limitrofe, Olmedo, Uri ed altre, stanno vivendo un periodo di espansione. Questo crea anche un problema sociale, nel senso che anche la nostra catalanità, la nostra storia rischia di perdersi, perché con il fatto che i giovani sono costretti ad emigrare, praticamente ci troveremo tra poco con una città di soli non residenti. Ma questo è quello che succede poi anche in altre località dell'Italia, ma per noi è molto più importante conservare la nostra peculiarità, perché Alghero, come tutti sappiamo, è una città di origine catalana, per cui mantiene ancora la lingua e le tradizioni. Quindi un problema anche sociale, e credo che il mondo politico forse non l'abbia capito a sufficienza, e quando parlo di mondo politico mi rivolgo alla destra e alla sinistra, così evitiamo di pensare che si voglia in qualche modo indicare la colpa di qualcuno. In effetti però bisogna riconoscere che il blocco dell'edilizia, quindi il blocco della possibilità edificatoria, grazie anche alla legge Soru, ha favorito questa speculazione, prima nelle campagne. Le campagne dove appunto con 150.000 euro si poteva acquistare una piccola casetta, oggi sono incomprabili, perché come minimo hanno raddoppiato, visto che per costruire oggi un immobile nell'agro non è più possibile in base alle nuove norme. Per cui chi possiede già un immobile in questo momento egoisticamente pensa di sfruttarne al massimo la potenzialità, per cui al minimo i prezzi sono raddoppiati. Questo è gravissimo anche dal punto di vista poi del mercato della prima casa, perché non essendoci aree edificabili, essendo bloccati anche quelle che erano in corso di edificazione, chi possiede oggi le poche licenze in città chiaramente stabilisce il prezzo, e visto che il mercato non ha cuore, il mercato vive di regole che non sono esattamente quelle della bontà, quando c'è la domanda naturalmente la richiesta aumenta, e questo ha portato a prezzi che oscillano oggi di media da un minimo di 2.500, se vogliamo proprio così andare al ribasso, anche a un massimo di 5.000 euro metro quadrato. Questo è il problema che è nato e che si sta evolvendo. Purtroppo già da un anno fa, proprio nella tua trasmissione, avevo predetto abbastanza facilmente questo, e purtroppo questo si è avverato. E Paul, a volte non si può solo parlare di cose positive. Questo serve naturalmente anche a farci riflettere, serve agli amministratori perché capiscano che una inversione di rotta si deve fare. Come si può fare? Ecco, si può fare prevedendo nel PUC nuove aree edificatorie, prevedendo anche dei vincoli, cioè che non lasciando liberi poi i proprietari di vendersela a peso d'oro, ma garantendo su queste nuove edificazioni
una parte che possa essere fruita dalle cooperative e quindi a prezzi calmierati e comunque con cessioni che poi devono essere di servizi, devono essere di verde e quant'altro. Questa è l'unica strada che abbiamo, cioè nel nuovo PUC assolutamente prevedere queste zone. La preoccupazione, come ho detto prima, è da cittadino e da professionista è massima. Quando c'è questa, diciamo, ostentata disattenzione, alla fine siamo costretti a vivere la realtà e quindi a proporre poi anche ai nostri clienti quelli che sono i prezzi che ci vengono richiesti. Da professionista devo dire che molte volte mi trovo a disagio. Io quasi ogni giorno vado a valutare le case delle persone che mi cercano e quasi ogni giorno sono così in contrasto con quelle che sono le richieste. Devo ringraziarti come sempre per la tua squisita gentilezza, per avermi dato la possibilità di poter dire davanti a una telecamera qual è il problema che ci affligge. Ti ringrazio per la tua sensibilità davvero a nome di tutti i giovani di questa città e di coloro che sperano di poter acquistare una casa per poter vivere e prolificare. Spero anche in chiusura che questa chiacchierata sia servita e serva ai nostri politici perché prendano atto di quanto ho dichiarato e che prendano atto anche di quanto è stato richiesto. Grazie Paul. Die pro die.